Ciao ragazzi, benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a cima a Cala d'Ora, sulle palle di San Martino. Escursione veramente bella di circa 5 km e 600 metri di dislivello, con una vista strepitosa su tutti i maggiori gruppi dolomitici. Purtroppo non riesco a farvi vedere subito il panorama perché se andassi lassù non si sentirebbe niente per il fortissimo vento che c'è, ma assurdo, veramente veramente bello. Buona visione. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Che panorama incredibile sulle pale, bellissimo, e la neve ci lascia andare avanti bene senza dover usare le ciaspole, non si sprofonda, per cui ottimo. Ora siamo in vista del bivacco presso il quale poi ci fermeremo a mangiare a mezzogiorno. Ora lo raggiungiamo e poi proseguiamo verso la cima di oggi. Ci vediamo più in su. finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number. Bene, ci siamo goduti un panorama strepitoso. Adesso scendiamo velocemente perché qua su con quest'aria ci si sta un po' congelando. Per fortuna c'è il sole e non c'è una nuvola. Ci vediamo più in giù. Come to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Ed eccoci qui al Baito del Coston a quota 2105 metri. La giornata è veramente splendida, cima ragazzi veramente spettacolare. Adesso andiamo a vedere cosa ci combina lo chef Checco. Checco, cosa mangiamo? I Spätzle direttamente dall'Alto Adige su Tirol, con lo speck dall'Alto Adige e la panna Dall'Alto Adige. Dall'Alto Adige, visto che sarà là ormai. Ascolta, noi a Capodanno non abbiamo mangiato, giusto? No, noi oggi Infatti- siamo venuti qua per dimagrire poco, perché comunque avviene ancora la panza piena, poco dislivello, poca fatica.
Lei che problema è quel che farei in condenso. La birreria per la vina non iniziava di no. Buon appetito Franci. Buon appetito, buoni. Bei cagni. Beh, lassù Fento che invece fa abbastanza. Freddo anche. Ma qua si sta veramente bene. Comunque ragazzi, giornata da maniche corte al 4 di gennaio a 2000 rotti metri. Non è tanto normale. Probabilmente ci saranno a tratti dove ce n'è di più, forse ci sono 50 cm di neve su, quindi non è veramente tanto. Comunque bello, bello. Mi ha fatto veramente un bel giro. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bene, abbiamo mangiato. Adesso scendiamo. Cos'è che stiamo facendo qua, Francesco? La birra meritata. Perché bere e mangiare è quello che ci riesce meglio. Bene, ed ecco che dopo una meritata birretta scendiamo. Io vi ringrazio di essere stati con noi in questa fantastica avventura. È una cima, la Cala d'Ora, che veramente regala un paesaggio incredibile. È una scoperta veramente bella. Oggi doppia soddisfazione, ho provato il mio nuovo compagno di avventure, l'Alpinism 33, di cui vi parlerò meglio in un altro video, ma che insomma è uno zaino un po' più tecnico. Bene, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio di essere stati con noi Ciao ragazzi. in questa avventura e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!